Se siamo in 50 come la buttare cighe fuori cighe dentro. Bene. Ma dove andiamo? Iniziamo a passo. Allora, introduco un attimo io, sono segretario della Lega Nord di Legnago, per chi non mi conosce, Luciano Giarola. Ringrazio in primis Gigi Manfrin perché è sempre attento soprattutto a Venezia. Mi piace perché Venezia faremo anche una gita, comunque dopo spiegherà la nostra delegata alla cultura, Esther Bonfante, e quindi porto solo i saluti e niente, con la speranza che si facciano ancora altri incontri, ma Eccolo qua. ci hanno detto che... già previsti. Prego, Esther. Allora, intanto buonasera, grazie per la vostra presenza. Questo è il nostro terzo incontro che facciamo come la cultura Lega. Questa sera, proprio per omaggiare la figura femminile, avevamo proprio pensato di organizzare la serata proprio la figura della donna nella Repubblica Veneta, e con noi abbiamo Luigi Manfrin che ci illustrerà questo percorso della donna in questo ambito. Ecco, ne approfitto per dirvi che stiamo organizzando una gita, sempre con Luigi Manfrin, grande esperto di Venezia, per il 2 aprile, che è un sabato. In base alle adesioni che abbiamo decidiamo se andare in pullman oppure andare con i mezzi propri, il treno magari in questo caso, che è la cosa più comoda. Dopo con Luigi ci darà tutte le informazioni del percorso che vuole intraprendere. Intanto grazie e lascio la parola a Luigi. Ecco, che gli do subito Esther, buonasera a tutti. Allora, faremo, grazie. Purtroppo Venezia non è conosciuta, io domani mattina sono a Villafranca, dove proseguo un corso sulla Repubblica di Venezia, ho oltre 100 iscritti, tra cui 60-70 laureati, e sanno solo dov'è Venezia. Basta, Venezia è là, dopo Mestre. Tornando lì, tornando al discorso, faremo questa uscita, faremo una scuola con la grande di San Rocco, faremo una chiesa, San Sebastiano. Qualcuno è stato in San Sebastiano? Io no. Beh, ti si sta qui. San Sebastiano è una chiesa bellissima di Venezia, dove è seppellito Paolo Cagliari, detto il veronese, nato a Vangadì. Sapete che ho trovato? Sì, ho detto non solo, essendo
andato a Legnago, poi sono andato a abitare a Vigo. E per un certo periodo, non so se lo sai Fiorello questo, lo sai che per un certo periodo Vigo faceva comune? Sì, La frazione era? 2 o 3 anni. La frazione era? Guarda lì. Quindi è nato sotto il comune di Vigo. È importante le aree di 100%. Bravo. E poi faremo un palazzo stupendo, che penso è negli antichi strati, in Carezzonico. Faremo quindi una chiesa, San Sebastiano, dove ci sono oltre 20 dipinti del Veronese. Faremo la scuola grande di San Rocco, dove io sono anche confratello, i frari no, perché i frari magari qualcuno l'ha fatto. Poi andremo a mangiare in un bel posto in Campo Santa Margherita, da Martina, e poi faremo San Sebastiano. Detto questo, iniziamo. Perché mi è venuta la voglia di fare Venezia città delle donne o la donna di Venezia? A parte che non parleremo solo delle donne della Repubblica Veneta, ma parleremo delle donne che hanno amato Venezia, che hanno abitato a Venezia. Arriveremo fino quasi ai giorni nostri. Perché per televisione, sempre nel concetto dove Venezia non si conosce, ho sempre sentito parlare di Cale delle Tette, Ponte delle Ciappe e basta. Cioè Venezia per la cultura, Fiorenza, venite qua. Siete qua. Andiamo, ci sono i posti. Eccoli qua. Grazie. Venite qua. Ecco, proprio questa disinformazione. Ma iniziamo subito. Innanzitutto Zenobia, vedete, Zenobia è, i patrizi veneti, i veneziani dicono di discendere da Zenobia. Roma discende da Enea, Padova da Antenore, Venezia discende da una donna, Zenobia, regina di Palmira. Palmira purtroppo l'abbiamo conosciuta nell'ultimo anno, è stata distrutta da... Lei si pone contro l'imperatore Aureliano e nomina il figlio Augusto. Poi purtroppo verrà sconfitta, ma è da qui che Venezia nasce, da questa meravigliosa dipinta da Giovan Battista Tiepolo, Zenobia, vai. Eccola qui, quando i nostri venetici o veneti lasciano Oderzo, lasciano Altino e vanno a Torcello, sapete benissimo che i veneziani, quando la nostra gente che fonda Venezia, quando i barbari passano, la nostra gente corre nella gronda lagunare, ma quando i Longobardi nel 589 decidono di fare un regno, ecco che la nostra gente va in laguna e vi rimane appunto per fondare Venezia. Ma la prima immagine è femmina, vedete, è la Madonna, vai, eccola qui, in questo bellissimo dipinto del Tiepolo che si trova in Palazzo Ducale. Venezia è ancora donna, quindi Venezia è femmina, Venezia è donna. Vediamo Nettuno che offre i doni a una donna meravigliosa, di un'età matura, ma rappresenta sempre la città di Venezia, vai. E vediamo ancora queste donne meravigliose veneziane vestite di questi abiti sontuosi. Per Bacco era ricchissima Venezia, non era il paese di balocchi, anche lì c'erano i problemi, per l'amor di Dio, però a Venezia carestie non ci sono mai state, lo vedremo magari un'altra volta più in maniera chiara sulla storia di Venezia. Questo è il Veronese, vai, ed è questo dipinto, questo è meraviglioso. Io questo dipinto ho avuto la fortuna, questi 3 dipinti, di vederli a 1 centimetro, non ho mai visto dipinti così belli in tutta la mia vita. Sono i 3 dipinti che si trovano nel soffitto della chiesa di San Sebastiano del Veronese. Quando sono stati restaurati, sono stati portati a Palazzo Grimani in Santa Maria Formosa, quindi li ho visti vicinissimi. E ancora Venezia, vedete Ester che si richiama a Venezia,
rappresenta Venezia, che con la sua semplicità ma personalità e intelligenza diventa regina. Sono veramente 3 dipinti meravigliosi, vai? Guardate, e Venezia nasce appunto nel giorno dell'Annunciazione di 25 marzo 421, e in questo dipinto che si trova in San Salvador, dipinto proprio con le mani dal Tiziano, qui inizia la storia di Venezia, vai? Ed è una ragazza, questa è l'Assunta di Frari, è una ragazza una ragazza di San Nicolò di Mendicoli, una ragazza del Casteo, come dicono a Venezia. Sapete che Venezia è divisa in 6 sestrieri. Sulla destra abbiamo Santa Croce, San Polo e Dorsoduro, e poi sulla sinistra abbiamo Canareggio, San Marco e Casteo. La bellezza di Venezia è che io una volta ero in un ristorantino lì, una trattoria a Castello, e ho ordinato del vino bianco o nero, se non mi ricordo, e mi hanno portato non quello che ho ordinato. Ho chiesto al cameriere, a un altro cameriere, giustamente, ho detto: guarda che ho ordinato un'altra cosa, e invece quel ragazzo lì mi ha portato, senza alcuna polemica, anche perché sono lì per lavorare, ha detto: capisce niente, come mai? Sei da Casteo Basso. Cosa vuol dire Casteo Basso? Casteo Basso, vi parlo a braccio, Casteo Basso parte dalla chiesa del vescovo, perché sapete che il vescovo era l'Ulivolo, era a Casteo. La Basilica di San Marco era la cappella privata del doge, non del vescovo. Lì parte Casteo Basso, che arriva fino al 2988 in Santi Giovanni Paolo. Quindi vediamo questo è un dipinto stupendo. Pensate che questo dipinto è Tiziano, 3 centimetri di colore, i primi millimetri, se andiamo con un spillo fuoriesce ancora il colore, c'è ancora il rosso Tiziano. Questo si trova in Frari, l'Assunta di Frari, è una donna veneziana che sale al cielo incorrotta e incorruttibile, e rappresentando la Madonna è immacolata fin dalla sua concezione. Vai? Eccolo qui, questo è quello che tu hai fatto vedere, è Caterina Cornaro. Caterina Cornaro sposa un lusiniano a 18 anni, siamo appunto nel 1472, questo Palazzo Corner della Regina. Lei nasce qui, ma non in questa struttura architettonica, perché questo è dell'architetto Domenico Rossi, in una struttura gotica. Lei nasce qui e per procura sposa il re di Lusignano, il re di Cipro. Però muore il re di Cipro quando ancora era incinta. Il doge Barbarigo, Agostino Barbarigo, obbliga la nostra Caterina Cornaro di abdicare e di donare Cipro a Venezia. In compenso lei avrà la cittadina di Asolo, che voi tutti conoscete, e diventerà regina di Asolo, ma si creerà attorno un gruppo di persone del tipo di Bembo, Giorgione e Lorenzo Lotto, quindi diventerà proprio un paradiso culturale. Oggi Caterina è seppellita nella chiesa di San Salvador, dove fra le altre c'è quel dipinto dell'Annunciazione. San Salvador è una chiesa che la gente passa, tutti in San Marco, come si ci appesce la coa. Ogni tanto esco col dialetto, perché è bello il nostro dialetto. Adesso le signore che girano per la città parlano in dialetto o con il cagnolino o con i bambini per farli sentire ricchi. Se voi sentite una signora che gira per la città, dice al cagnolino: stai attento, vieni qui, vieni là, attento alla poccia. Se poi al telefono chiama il marito, gli dicono: dov'è tu sbrindolonti? Però col cagnolino si parla come lo sapete italiano. Dico bene. Oh, questa è Veronica Franco. Questa era una cortigiana onesta. Cosa vuol dire cortigiana onesta? Cortigiana onesta, 250 erano a Venezia, su 11.000 cortigiane non oneste, ma non nel senso che voi capite, perché ci sono certe frasi, certe parole che nel Rinascimento non sono riconosciute oggi, cambiano. Onesta allora voleva dire colta, preparata, conoscevano le lingue, eccetera.
Questa ragazza, Veronica Franco, innanzitutto una donna così, una ragazza cortigiana, voleva 4 scudi per una serata. Veronica Franco ne voleva 8 per un bacio e 80 per un giorno, quindi avevano anche un prezzo diverso. Ripeto, anzi voglio dire che quello che vi sto dicendo questa sera non è la festa della donna, perché la festa della donna, la detesto io questa festa, perché la donna va festeggiata tutti i giorni, mi viene da ridere la festa della donna. Se posso permettere di fare una trasposizione, è come quando si fa la serata, la giornata della memoria. No, non sono d'accordo. Bisognerebbe che tutti i telegiornali alla sera dicessero, tutte le sere, sono passati i 23.415 giorni da quando i russi sono entrati in Auschwitz-Birkenau. Tutte le sere bisogna ricordare quel dramma di quella gente lì. Questa cortigiana onesta, c'erano qua gli uomini, i ragazzi, le cortigiane oneste, non bisognava possederle, dovevano anche loro avere un orgasmo. Quindi bisognava essere abbastanza, diciamo, galanti, abbastanza diciamo, avere l'occhio sulla ragazza, perché queste ragazze erano veramente importanti per la Repubblica di Venezia, perché servivano. A cosa servivano anche? Sappiamo benissimo che l'uomo a letto sbrodola tutto, soprattutto se conosce potenti o ambasciatori, eccetera, lo dice la donna. Queste donne andavano subito al Consiglio dei 10 a riferire. Veronica Franco è stata l'amante del re Enrico III di Francia, che era venuto nella città di Venezia, è rimasto veramente estasiato per la semplice ragione che quando arriva in piazza San Marco vede che ci sono 2000 persone vestite meglio di lui, anzi lui che aveva ancora il braga campana, tanto per essere chiari, era fuori moda. Questa era la Repubblica di Venezia, questa è la ricchezza di questa città. Veronica Franco viene chiamata, invidiata, donna bellissima, viene chiamata dalla Santa Inquisizione, voluta da il Monsignor Giacomo dalla Chiesa. Ma c'è una cosa molto importante, che a Venezia non è mai stato bruciato nessuno. L'Inquisizione non aveva nessun potere. Perché? Perché la condanna veniva dai 3 avogadori del comune, che se la persona era in odore di colpevolezza e quindi veniva condannata, uno degli avogadori del comune mancava, si metteva ammalato. Avete capito lo scherzo? Ecco perché Roma ce l'aveva sempre con la Repubblica di Venezia. Vai? E qui siamo nella modesta fonte, nella moderata fonte di Lucrezia Marinelli. Se voi pensate che all'inizio dell'Ottocento Jane Austen, per scrivere i suoi libri, doveva farli passare per un nome maschile, in quella che vedeva ritenuta la democratica Inghilterra, a Venezia queste 2 ragazze scriveranno nel 1550, dove a Venezia si stampava più libri che in tutto il resto d'Europa, scrivevano sui difetti degli uomini. Mi lo so, donne, che sui difetti degli uomini che volevano un'enciclopedia, non solo un libro, ma in qualsiasi altro stato sarebbero state bruciate a rogo. Loro scrivono questo, scrivono appunto sulla bestialità degli... Scusate uomini, ma stasera eravamo a bastoni. Non solo, poi si trovano in 7, c'è una che deve maritarsi, c'è una vedova. La vedova dice al suo marito, ciao, sta là. Vedete? Non solo, questa vedova ha 80 anni e vuole spiegare a tutti quello che è, però è veramente un libro che sarebbe stata bruciata, qualsiasi altra donna in qualsiasi stato d'Europa. A Venezia si poteva fare questo. Vai? E qui vediamo amor sacro, amor profano, è la stessa donna, vedete, la quale deve essere in pubblico così, riservata, eccetera, ma con l'uomo, col marito, deve essere disinibita. Questo è il messaggio del Tiziano, amor sacro, amor profano.
Questa che vedete, questa bella ragazzina che vedete è Lavinia. Lavinia era la figlia del Tiziano e qui la vedete da sposa con quella specie di banderuola che serviva proprio per ventaglio. Vai? Eccolo qui, vedete. Se noi andiamo alla bellissima Galleria Accademia di Venezia, dove ci sono tutti i dipinti dei pittori veneziani, da allora Tiziano, Tintoretto e avanti, vediamo questa andata della Madonna, ancora bambina, la quale sale al Tempio. La ragazzina che vedete è Lavinia, vestita con abiti del Cinquecento, quella bambina lì. Queste due donne sono due donne veneziane. Le veneziane nascevano tutte more e nel corso della vita diventavano tutte bionde. Come facevano? Semplice. Andavano sulle altane e attraverso l'uovo, la cipolla, eccetera, diventavano bionde. Quel biondo, però, attenti, si mettevano un cappello in testa, tagliavano la falda perché non dovevano prendere il sole, altrimenti sarebbero state levantine. Quei cappelli, signori e signore, che Renoir porta nella colazione dei canottieri e porta anche nel mulino della Galetta, perché Renoir guarda al nostro Tiziano. Vai? E questa è bellissima, questa è veramente la donna nella sua bellezza, nella sua semplicità, nella sua femminilità. Solo Tiziano, nessuno riesce a dare la femminilità alla donna come Tiziano. Leonardo da Vinci, lo vedremo dopo, come porta la femminilità, ma il Tiziano, vedete, attraverso quella sua pittura, proprio quel brulichio di colore, abbiamo innanzitutto, guardate cosa ostenta la donna, ostenta la biancheria intima, perché a Venezia le nobildonne che andavano in piazza San Marco ostentavano la biancheria intima. Perché? Perché siamo in una città sull'acqua senza acqua, dove l'acqua era razionata, quindi avere un ricambio di biancheria intima voleva dire essere abbienti. Quindi non dimostravano la loro situazione sociale attraverso vestiti o collane, ma attraverso la biancheria intima. Vai? Eccolo qua, quello che vi dicevo, vedete? Leonardo da Vinci è il primo pittore, con la Dama dell'Ermellino e la Gioconda, che mette la donna allo stesso livello dell'uomo, livello spirituale, mentale, sociale, intellettuale. Dopo di lui ci sono solo i veneziani, perché la stessa Fornarina di Raffaello è una donna dimessa, vedete? Verranno sempre dipinte le donne o dimesse o isteriche. Qui invece vediamo la bellissima Flora, è un dipinto prematrimoniale, è un regalo prematrimoniale in cui abbiamo in pratica un qualcosa di segreto che la donna, il segnale con le dita così era che era pronta a perdere la verginità. Quindi è un dipinto nuziale, un regalo nuziale. Però anche questa attraverso proprio Tiziano, il signore, è stato il più grande pittore della storia dell'arte, insomma tutti grandi, tutti bravi, ci mancherebbe, ma l'emozione che dà un dipinto di Tiziano, vederlo, quella capacità di questo pittore che parte allievo del Giorgione, parte classicista, manierista lo sappiamo perché vede la Cappella Sistina, ma poi arriva al disfacimento della forma. Non c'è nessun pittore al mondo all'altezza di Tiziano sotto il profilo della qualità. Raffaello, Caravaggio, ci mancherebbe, il cervello di Caravaggio, poi non ne parliamo. Ecco, cosa molto importante, questo vi parlo a braccio. Perché Tiziano diventa manierista? Quindi facciamo anche 2 o 3 discorsi della storia dell'arte. Perché quando va a Roma, va alla Cappella Sistina e vede la Cappella Sistina, capisce che non è lui il più grande pittore, lo sarà, lo è sotto il profilo qualitativo, ma sotto il profilo cerebrale capisce la grandezza di Michelangelo,
perché là sopra abbiamo misticismo antico, ebraismo, classicismo greco, cristianesimo, e lui torna, cambierà il suo modo di dipingere. Vai? E la Maria, vediamo, Labia, la Maria Labia, vedete, Palazzo Labia, vedo là in fondo il signor Scapin che conosce bene il conte Labia, e questa è veramente una donna veneziana, vedete, che è sicura e protagonista del suo destino, e ce lo spiega, è lei che si rappresenta in questo banchetto con Antonio, dove lei vince la scommessa con Antonio, il quale dice che in una sera gli offrirà una cena del valore di 100.000 sesterzi. 100.000 sesterzi sono oggi paragonabili, sono 10 milioni di euro. Una cena di 10 milioni di euro, vuoi che mettano ostriche, che mettano tutto, cosa fa Cleopatra? E che lei si rappresenta? Scioglie in aceto delle pietre preziose di quel valore lì, e Antonio le berrà e vincerà la scommessa. Ma una Labia che si identifica in una regina come Cleopatra, importantissima, perché quella Zenobia che noi abbiamo visto si vantava di discendere da Cleopatra, vuol dire che erano così le donne veneziane. Ma noi siamo a Palazzo Labia, ma se noi percorriamo il Canal Grande, non solo il Canal Grande, ma tutti i palazzi che ci sono attorno, c'hanno migliaia a Venezia di questi signori, non una sola, o 2 o 10 come a Parigi, Madrid o a Vienna, ce n'erano migliaia. Vai? E qui vediamo la Bella Nani, la riconosciamo tutti, è la Bella Nani della Villa Barbaro a Maser, moglie di Marcantonio Barbaro, la quale riceve gli ospiti in un vestito giornaliero. Ma la bellezza è questo dipinto, che richiama una socialità enorme. Vediamo queste due fantesche che rovistano il baule, quindi rovistano la dote di questa ragazza. La dote era molto importante. In qualsiasi estrazione sociale, dal più povero al più ricco a Venezia, il marito, la dote, se adoperava 2 lenzuola, le doveva ricomperare subito, perché la donna doveva sempre avere la dote integra, perché se rimaneva vedova poteva sposarsi in qualsiasi momento. Sono delle sciocchezze per noi oggi, perché una se fa la dote va al punto blu, la tira fuori al bancomat e buonanotte sono loro. Ma qui la dote aveva un concetto completamente diverso. La donna doveva essere sempre pronta, non avere nessuna manchevolezza. Vai? E che dire di Marietta Tintoretto? Vedete, questo dipinto si trova alla Madonna dell'Orto. Vediamo proprio questa, vediamo Marietta piccolina del Tintoretto. Tintoretto è seppellito, lì è seppellito anche Marietta lì alla Madonna dell'Orto. Vedete, Maria Bambina che sale al Tempio. Questa è Marietta Tintoretto. E questo è Tintoretto che assiste la figlia. So che è venuto fuori un libro becero, che solo una deficiente può scrivere, in cui Tintoretto è innamorata di sua figlia e aveva avuto anche dei rapporti con... Come si fa a scrivere queste deficienti qua? Cioè a livello Dan Brown, capite? Cioè ormai al giorno d'oggi per fare successo bisogna scrivere delle cattiverie veramente insignificanti, vedete? Immaginate, Tintoretto era innamorato di sua figlia, siamo tutti innamorati delle figlie. Io sono innamorato di mia figlia Silvia, vedete? La Marietta addirittura aveva la capacità pittorica del padre. Non solo, anche questo è un fatto molto importante che non accadeva da nessuna parte del mondo. Lei dipingerà il mercante Spada, nessuna donna poteva dipingere un uomo. Lei l'ha fatto, perché a Venezia si poteva. Vai? E poi vedete, se noi entriamo nella sala degli ambasciatori, prima di entrare nella sala delle Pregadi, sempre del Veronese, sempre per dirvi che Venezia è femmina, abbiamo questo richiamo delle donne veneziane, vedete?
l'aquila malefica. Noi vediamo la donna veneziana la quale spenna l'aquila malefica penna, per farci capire che se uno ci sta sulle scatole non serve litigarci, bisogna spennarlo giorno per giorno, con calma, come si fa col vino, decantarlo. Questo ci fa capire la saggezza della donna veneziana. E poi la retorica, bisogna dialogare. La retorica costruisse questa tela come il ragno, perché qui venivano gli ambasciatori, e gli ambasciatori guardavano sopra. A proposito, è stato qui, in questo consesso, che è venuto l'ambasciatore d'Inghilterra, 1401, e il doge Michele Steno, sente questo qua che parla, dice, ma Salomia è veneziano? No, io parevo a casa sua, e detto, vedete come sono cambiati i tempi, vai, eccola qui, vai, andiamo avanti, guardiamo due cose completamente diverse, vedete, questo bellissimo dipinto, l'ho studiato un'estate intera, vedete, vediamo Sigisgambi, il gruppo di famiglia Pisani di Montagnana, che si inginocchia davanti ad Alessandro, ma si sbaglia, si inginocchia davanti al Festione. Ma questo non c'entra nulla. Sullo sfondo, quell'architettura non è l'architettura del Palladio, ma è l'architettura del Sansovino, del palazzo che si trova a Ponte Casale. C'è una bella differenza. Dov'è la bella differenza? Qui siamo a Verona. Contemporaneamente il veronese dipinge due immagini di donne, la moda di Verona e la moda di Venezia. Le veneziane vestivano con una moda che era nata nella città di Venezia, invece le veronesi si vestono alla moda spagnola. Era un dispetto che Verona, Vicenza faceva alla dominante, ma poi vedremo perché. Vai. Beh, questo dipinto nasce a Palazzo Pisani Moretta, cosa molto importante. Questo dipinto nasce qua, non nasce qua, era qua, perché questo dipinto nasce alla Villa Pisani di Montagnana. Villa Pisani di Montagnana. Per dirvi come il patriziato veneto teneva in considerazione la terraferma. Qui succede un fatto enorme. Il figlio, Alvise Pisani di Chiara, si innamora di una serva che lavora qui all'interno. Questa serva rimane incinta, viene allontanata da Chiara, viene mandata in un monastero a Padova e dopo 20 anni, intanto nasce il bambino, a 20 anni. Dopo 20 anni non ci sono più eredi pisani, della famiglia Pisani, si chiama Pisani Moretta. Pisani erano divisi tra Pisani Moretta e Pisani del Banco a Santo Stefano. Si presenta col suo butin, che ormai era alto 1,80 m, e dice, questo è un Pisani. Guardate che in Italia è da pochi anni che è stato eliminato il fratellastro. A Venezia non esisteva il fratellastro. Anche i figli nati fuori dal matrimonio hanno lo stesso diritto di figli nati nel matrimonio. Non solo, questa si presenta e dice, è un Pisani, è figlio di Alvise. Inizia un processo tenuto da Pisani, da Cordellina, che è quello di Villa Cordellina. Invece lei è difesa dalla magistratura della ragione, perché una persona che non poteva pagare un avvocato, c'era la magistratura della ragione. Là, mi sono pitocca, però sono sicuro che venga ragione. Ecco perché naturalmente si chiama ragione. Perché? Come va a finire? Va a finire che questa ragazzina, questo ragazzo, che si chiamava Pietro, riceverà 20.000 campi, 600.000 ducati e la villa di Montagnana. Guardate, non c'era il DNA, solo che la donna poteva testimoniare, non era considerata un essere di terzo, quarto, quinto grado. Quindi la testimonianza della mamma è stata sufficiente. Vedete?
20.000 ducati, pensate, 20.000 campi, 600.000 ducati e la villa di Montagnana. Solo sulla parola. Vai? Naturalmente ogni palazzo. Poi, queste ragazze, le zitelle, vedete, e poi vediamo qui la chiesa della Pietà, che la chiesa della Pietà c'erano 1300 ragazze, cioè non esistevano orfane in giro per Venezia, venivano alloggiate negli istituti, gli insegnavano un lavoro, gli insegnavano a entrare in società, e qui invece le zitelle venivano alloggiate, pensate che termine simpatico, quelle ragazze che per la loro avvenenza potevano cadere in errore. Vedete? Quindi queste ragazze ricevevano, come quelle lì, alla scuola della carità. Vi posso dire una cosa, intervenite quando volete, questa è la mia lezione, questa è una ciacquolata. Se nel momento che vi spiego qualcosa avete qualche curiosità, intervenite senza neanche alzare la mano, che neanche avete bisogno. Ecco perché si chiamano, poi che è una roba dispregiativa, il cloride, no, zitella. Ecco, le zitelle erano quelle ragazze che per la loro avvenenza non si poteva farle cadere in errore. Poi ricevevano la dote alla scuola della carità, dove oggi c'è la galleria dell'Accademia. Questo era del Vivaldi, la Pietà, 1300 qui, poi in altri istituti. Ripeto, non era il paese di Barocco, non è anche in Venezia, neanche quelle idiozie che ci fanno vedere per la RAI. C'è proprio quell'odio nei confronti di Venezia che parte dall'ignoranza francese, che prosegue con gli austriaci e finisce con i Savoia, proprio di umiliare Venezia. Venezia era in decadenza. C'è una cosa, un'idiozia è proprio dire Venezia in decadenza. Io vi pongo una domanda a voi. È possibile che una città sia in decadenza dove che Napoleone solo dell'oro della Basilica di San Marco porta via il 65% del debito pubblico oggi d'Italia? Dove c'erano 25.300 operai impiegati, arriva Napoleone e sono 2.650, dove 50.000 dopo che è arrivato Napoleone lasciano Venezia, 40.000 sono diventano in pratica clochard, dove c'erano 25.300 operai impiegati in Europa. Arriva Napoleone, perché abbiamo 1650. La guerra di 7 anni, dove 50.000, dove Luigi XV dà a fondo proprio tutte le risorse contro la Prussia. La guerra di successione austriaca, spagnola e polacca. Ciliegina sulla torta abbiamo la rivoluzione francese, dove Napoleone prende la Francia alla fame e la ritorna alla fame. Io parlo di storia, di dati parlo, non solo, ma abbiamo la guerra di dipendenza americana, dove c'erano pagati profumatamente, tolti dall'arsenale di Venezia. Lo stipendio era doppio, triplo, 3.500 marinai veneziani nella flotta inglese e 3.000 nella flotta francese. Quindi vuol dire che anche la marina era ancora importantissima, Vai. Sant'Alvise, vedete qui siamo ai giorni nostri. Sant'Alvise, 50-60 anni fa, le ragazze che rimanevano incinte di Terrazzo, di Legnago, di Vigo, eccetera, allora c'erano le corti. Avere la figlia incinta, che tutta la corte lo sapeva, era una vergogna. Quindi venivano alloggiate qui in Sant'Alvise. Io ho conosciuto una signora di Bonferraro che mi ha detto: Manfrini, io sono stato lì, mi hanno mandato lì, anzi il Mapparà lì, io ci sono stato più volte qui in Sant'Alvise. Si respira la sofferenza di queste ragazze, girare per il refettorio, ci sono ancora le suore, girare, si respira ancora, si possono sentire gli urli di disperazione di queste ragazze, vedete, non sarebbe mai successo nella Repubblica Veneta. Vai, andiamo avanti. E questa pensate che la nostra cultura
non gli ha dedicato neanche un secondo. Gli americani gli hanno dedicato un cratere su Venere. Elena Cornaro, la prima ragazza, la prima donna laureata nella vita. Vedo che la signora dice di sì, vuol dire che la conosce, vero? Sì, perché ha fatto la tesi mia cognata. Ma davvero? Sì. Senti, Villano, se te lo mando se mi fa della tesi. Come? Non mi capito. Sono Villano, se ti chiedo se mi fai vedere la tesi. Ah, gliela chiedo, se fai, Ma volentieri, perché l'ho aiutata perché anche questa a- ragazza è veramente stupenda. E allora pensate che, siccome c'è sempre l'intervento della Chiesa, che se non denigra Venezia la attacca, se non l'attacca la scomunica, e sempre, la nostra Elena, nasce nel 1646, muore a 36 anni, si presenta a Padova e vuole laurearsi in teologia. Dico bene? E allora il vescovo di Padova dice no, in teologia, insomma, molto che la sappia per sé gli altri preti. E lei era figlia di questo Cornaro che ha avuto 7 figli fuori del matrimonio, tutti legittimati. Si è innamorato di una bella ragazza, perché allora girava così, e i nobili facevano vedere il catalogo, più o meno come agli agnelli. Ti piace? No, mi fa schifo. Ti piace? Mi fa schifo. No, questa mi piace ma un po' di più. E sposi questa. Ma mi sono innamorato della Teresina. Quello ti cattivo l'appartamento. Vedete? Gli agnelli hanno sposato 2 principesse, Caracciolo. Vedete? Poi Giovanni si è chiuso in convento. Era così. Però se si innamoravano di una ragazza, i suoi figli erano legittimati. E lei è una Pisani, è una Cornaro a tutti gli effetti. Una ragazza stupenda, intelligente, la prima laureata al mondo. Ve l'ha detto qualche volta Piero Angela o tutti gli accoliti della RAI? No, nessuno era. Vai. Chi l'ha dipinto quel quadro lì? Questo qua è Tintoretto, dipinto postumo. Vai. E Giulia Lama, eccola qua, Giulia Lama, pittrice, Rosalba Carriera, è pittrice è contemporanea di Tiepolo, in quel secolo stupendo lì, vedete, abitava qui vicino al Guggenheim Museum, vedete, e lei vai, dipinge l'estate, la primavera, l'autunno, l'inverno, la Venezia è la mia freno. D'altronde si dipingeva quello che la gente voleva. Voi vi immaginate, signori, un patrizio veneto che si alza al mattino e ha davanti San Giovanni Evangelista e il Battista di Donatello, tutto mago? No, ha davanti San Giovanni l'Evangelista del Tiziano, palestrato, appena tornato da Sharm. E sono i committenti. Io mi ricordo, una volta ero a Padova al museo degli Eremitani, e sono andato apposta per vedere un dipinto del Tiziano, Sant'Agata. E agli Eremitani ci sono le signore lì che sono volontarie, e c'era una signora seduta, voi sapete tutto, il martirio di Sant'Agata gli viene tagliato il seno. E dico, signora, la persona anziana, ma io non sapevo che era una volontaria, pensavo che fosse anche una persona che conosceva. E ho detto, ma dipinto quella di Sant'Agata, ho detto, dov'è? Allora la fa fatica, poverina, a capirmi. Ho detto, ma non c'è... Ascolta, mi fa, ma era quella che gli ha tagliato la testa? Sì. Bene, guarda che sta battuta qua, vi ha insegnato quello che vi sto dicendo. Sì, ho avuto quella, e gli ha tirato dietro le scadenze. E da lì ho capito che è un mecenate. Adesso vi fa un esempio. Domani mattina vi accende su internet e guardate l'urlo del MUC. Vede, oltre ancora in letto. Vai. E dipingeva anche potenti. Vedete, il re di Francia.
vediamo il principe di Sassonia e Scalfaro. Oh, guarda che è uguale, No, è il duca de Polignac. Vai. Giulia Lama. Adesso, a parte il fatto che l'unica donna, una delle poche donne che hanno dipinto fuori dalla Repubblica era Artemisia Gentileschi. Era trattata malissimo. Era veramente, cioè, considerata il demonio. Noi invece abbiamo, e è stata una grande Artemisia, la sua pittura è veramente stupenda, fa tremare i polsi come Caravaggio. Giulia Lama, questa pittrice, vedete, allieva del Piazzetta, vai, dipinge per la chiesa di San Vidal, vai, la crocifissione. Cioè una donna, già è traviata per il fatto che è donna, che dipinge un'immagine sacra in una chiesa dove poteva succedere a voi? Solo a Venezia. Non solo, dipinge questa, vai, e per la chiesa di Santa Maria Formosa dipinge questi santi. Vai. Venezia Spera, questo dipinto è della Piani. Venezia Spera, vedete, spera che cosa? Che arrivino in Savoia. 1866, arrivano in Savoia, togliono i diritti a tutte le donne, sulla famiglia, quindi sui figli, diritti sull'eredità, ed è il ministro Pisanelli. Cioè quei diritti che la Repubblica di Venezia aveva assolutamente tenuto, li hanno tolti. Ma queste cose non le abbiamo mai letto in nessun giornale. Non abbiamo mai letto che il Regno delle Due Sicilie era, prima che venissero di Savoia, era l'unico Stato in Europa inattivo, che aveva la seconda flotta più potente del mondo. Sappiamo benissimo che la prima ferrovia è stata Napoli-Portici, che Pitagora era da Taranto e Parmenide era da Pestum. No, che la Magna Grecia è stata fatta scomparire dalla cultura sabauda, quindi la cultura della Magna Grecia e la cultura di Venezia. Fa paura. Questa è storia. Vedete? Vai. Andiamo avanti. Eccolo qui Venezia Spera, la più alta percentuale di morte infantile. Dal 1866 fino al 1872, dal 1872 fino al 1888 un veneto su 4 lascia l'Italia. Lascia l'Italia. Lascia comunque il Veneto. Quel Veneto dove prendeva tutti gli anni gente da fuori. Venezia, sapete, dominava il mondo perché dialogava con tutto il mondo. A Venezia non c'era paura. Assolutamente. Se uno si atteneva alle leggi, si poteva fare qualsiasi cosa sotto il profilo religioso. Abbiamo la moschea a Venezia, al Fondaco di Turchi. A 300 metri c'era la sinagoga, ma se rispettavano le leggi, potevano sempre comunque andare a pregare dove che volevano, ma con delle leggi ben chiare, soprattutto, con leggi ben chiare, vedete? Eccolo qui, vedete? La più alta mortalità infantile d'Europa, quando sotto la Repubblica Veneta c'era la più bassa mortalità infantile d'Europa. Vai? Guardate che, torna indietro, stiamo facendo una cosa, invece la gente come Thomas Mann, eccetera, ci fanno vedere quella Venezia del Deben, quella Venezia dell'Eccelsior, quella Venezia di Morte a Venezia, cioè quella Venezia tutta piena di cipria. Era un'altra cosa Venezia, era quella lì. Questa è la zona del Casteo di Venezia, quella zona che, se voi volete sentire veramente i veneziani, andate lì, perché io amo, quando giro il mondo, sentire. Se vado a Napoli mi piace sentire i napoletani, se vado a Palermo mi piace sentire i palermitani, come se vado a Roma, un luogo che amo tantissimo, Roma. Una volta a Roma ero in ristorante in Trastevere e gli altri veneti
se uno lascia aperta una porta che dice è il moretto sto qua era. E io una volta entro in Trastevere, in questo ristorante, in Santa Maria Trastevere, lascio la porta aperta e un romano dice: questo sta al Colosseo. Quindi anche l'arte stessa è fatta dall'uomo. Quindi amo tutte questa nostra città, questa nostra cultura italiana. Vai, guardate, le impiraperle e queste ragazze che dicono le questioni de Manego, vedete? Che guardano. Però questo scialle qua mi apre una memoria, ancora adesso non lo diciamo più, adesso come vedete parliamo in italiano tutti, eccetera. È il Matacà Botton. Sapete dove nasce il Matacà Botton? Queste ragazze del Castello andavano alla domenica, dopo le funzioni religiose, in via Garibaldi, e i ragazzi di Venezia avevano una specie di giubbetto così, con 2, 3, 4 bottoni al massimo. Le ragazze di Venezia, quando vedevano un bel ragazzo, prendevano il scialle e facevano così, e se prendevano il bottone, bevevano una bevanda con il ragazzo, il Matacà Botton. Vedete che tutto nasce da un qualcosa, vedete? Quindi quel ragazzo lì doveva offrire la bibita. Allora, cara mia, vai, andiamo avanti. Frombe, Adele della Vida Levi, altra donna veneziana, la quale porta a Venezia gli asili frombelliani, togliendo il monopolio alla Chiesa. Lei veramente sarà attaccata in tutte le maniere. Che differenza c'è tra gli asili frombelliani e gli asili gestiti dalle suore? Che i bambini gestiti dalle suore venivano messi lì ed erano considerati all'età di 6, 7, 8 anni. Frombel insegnava che i bambini bisogna curarli, seguirli, amarli con la musica, con la natura, fino alla sua nascita, fin dalla nascita. Non ci pensa Gesù bambino ai bambini. Ed è la prima, la nostra ebrea, Adele della Vida Levi. Vai. Il Manzoni, vedete, il Manzoni scrive I Promessi Sposi su un fatto accaduto nella Repubblica Veneta. Io ho letto l'incartamento all'Archivio di Stato di Frari, ho passato giornate su giornate all'Archivio dei Frari, che appunto i Promessi Sposi non sono stati scritti dal Manzoni su un fatto accaduto in Lombardia, ma su un fatto accaduto ad Orgiano, dove il conte di Orgiano, il conte di Orgiano, questo scellerato, torna indietro se non sapete leggere. Cementerese. Gianni Titasi. Allora, il conte di Orgiano, questo scellerato, non so neanche trovare l'aggettivo, comunque assieme ai bravi prendeva le ragazze e ne usava violenza. Perché c'è quel contrasto enorme tra il patriziato veneto e la nobiltà della terraferma? Perché il conte di Legnago o di Vangadizza o di Badia non accettava che i veneziani la pensassero diversamente sulle proprietà. Quali erano le proprietà? Che la nobiltà della terraferma diceva: le donne di Vigo posso fare quel che vuoi mi, come i fossi, come i dugali, come i scoli. I patrizi veneti non accettavano questo. La donna veniva salvaguardata. Però questo contrasto porterà che nel 1509, con la Lega di Cambrai, tutta la nobiltà, non patrizi, della terraferma si schiererà con Massimiliano d'Asburgo, perché volevano veramente i servi della gleba, avevano ancora un aspetto feudale, e a Venezia non esistevano conti marchesi, esiste solo del teatro di Carlo Goldoni, esistevano patrizi veneti e nobildonna veneziana. E c'era proprio in Nuggia, quando vengono in terraferma,
qui vengono i bragadin alla bragadina. Le maestranze venivano trattate veramente molto meglio dall'altra parte, dalla nobiltà. Davano, in pratica, i veneziani hanno capito di fare protagonista chi ti devi fare protagonista. Vedete, voi mi conoscete, io non sono un insegnante né di storia né dell'arte, eccetera, io sono un semplice imprenditore, quindi sono a contatto con gli operai. Quando vado in certe fabbriche, che so che i titolari trattano bene gli operai, lavorano di più che non dalle altre parti. E quando vado in una fabbrica dove il padrone, scusate se chiamo padrone, ma evidentemente è ancora così, trattano male gli operai, io quando entro in fabbrica capisco che manca il padrone, perché fanno quello che vogliono, eccetera. Vedete, i veneziani capiscono di fare protagonista chi ti deve fare protagonista. Guardate, nasce tutto qua dal conte di Orgiano, e guardiamo qualcosa, vai? Vedete, Don Rodrigo. Chi è Paolo d'Orgiano? È figlio di Teseo, ed Elena Francalzan, nasce intorno al 1580. Dopo la morte prematura dei genitori, viene cresciuto e educato dallo zio Settimio Francalzan, dallo zio, conte zio. Se voi guardate i Promessi Sposi, è il conte zio che va dal priore del convento di San Cristoforo per far allontanare San Cristoforo e mandarlo a Rimini. Bellissimo il dialogo nei Promessi Sposi, quando questi due si confrontano, queste due canizie, come dice il Manzoni, si confrontano. Abbiamo lo zio che è qui. Gli viene protagonista indiscusso insieme ai suoi bravi. Di numerose violenze ho letto che un bravo è di Cerea, si chiamava Ambrogio Negri. L'ho letto proprio nei incartamenti all'archivio dei frari. Nel villaggio di Orgiano, protetto dallo zio e dalla numerosa e potente parentela, compie diverse violenze sessuali nei confronti delle giovani, fino a che, con grande sollievo degli abitanti di Orgiano, viene arrestato il 27 agosto, incarcerato da prima Vicenza, poi Padova, viene infine condannato al carcere a vita. A vita. Nelle prigioni del Consiglio di 10, nonostante i tentativi dello zio di ottenere la liberazione, muore in prigione nel 1613. Muore in prigione, ragazzi, perché ha stuprato una ragazza. Signori, nella festa della donna, a parte che non è la festa della donna, voglio che donate un pensiero a Donatella Colasanti. Lei ha dovuto combattere contro tutto, contro tutti. Gli chiedevano addirittura se durante la violenza si era, e non parlo più. Rosaria Lopez l'hanno trovata morta nel baule. Donatella Colasanti è morta di tumore a 58 anni o 48, adesso mi sfugge. Qui invece si finiva in galera a vita, ma non ai piombi, perché se ascoltate quelle idiozie che dicono ancora per televisione, fanno vedere i piombi non era una carcere, i piombi era un hotel 5 stelle, perché era l'unica galera d'Europa dove ogni cella aveva la luce. No, il nostro amico qui se ne va a finire ai pozzi. Io sono stato ai pozzi del Palazzo Lucane. Chi commetteva atti di pedofilia, come Biagi Luganegger, e questo finiva ai pozzi. Il pozzo era sotto il livello del mare e al buio. I 4 bravi sono stati mandati nelle galere a remare. Siccome l'età media nelle galere era di 5-6 anni, se riuscivano a passare i 10 anni terminavano la loro vita. Però che confronto c'è qui in questo caso? Lo vediamo subito. Va avanti, faccio una cosa. Padre degli Odi, frate dell'Ordine di Sant'Elena di Venezia, giunge ad Orgiano nel 1602 in qualità di curato. Vedete, c'è un qualcosa con Cristoforo. Vedete, fin dall'inizio non accetta la soperchieria di Paolo Orgiano. Perché non le accetta? Perché viene da Sant'Elena, non viene mica dai paesi della Bassa o da Vicenza, eccetera. Non accetta perché Venezia è un altro concetto nei confronti della donna. Di fronte al processo intentato dalla curia vescovile di Vicentina contro di lui, cosa fa? Abbandona il villaggio. Cosa fa? Adesso mettiamoci nei panni degli abitanti di Orgiano. Il nostro conte di Orgiano compra 10, 15, 20 donne, gli dice: o vi faccio uccidere le miei sicari, o testimoniate che siete state violentate dal frate.
E le donne, poverine, vanno lì e dicono: siamo state violentate dal frate, allontano il frate. Attenti però, viene dalla parrocchia di Sant'Elena. La denuncia non si ferma a Vicenza, va direttamente a Venezia. Vai avanti, vai. E viene chiamato dal Consiglio di 10. E lui si mette a ridere quando viene chiamato con tanto "oh mio zio", eccetera. E si presenta al Consiglio di 10, vedete, si chiamava Consiglio di 10, ma era 10 più 7 la zonta. Ma viene condannato solo se lui fa così. È già condannato. Perché? Vai Esther. Perché, guardate, c'è un dipinto del Veronese dove c'è Giove che scaccia i vizi di Venezia, e tra i vizi c'è lo stupro. Galera a vita. Sembra una barzelletta nel 2015. Quante donne subiscono violenza e non vanno a denunciare perché hanno paura della giustizia, hanno paura del vociferare. Si vede che la che piaceva, si vede che la che stava. Che a volte, Signore, le prime sono le donne stesse più cattive. Ricordatevelo anche. Eccolo qui, Giove scaccia i vizi. E allora, senz'altro, il Doge, perché nel Consiglio di 10 c'era anche il Doge, ha detto al conte Giorgiano: alza la testa, famigerato, e finirà i suoi giorni. Avete visto? È storia questa. 1602 ha fatto 11 anni di galera ai Puzzi. Vai. Claude Monet e la moglie Alice. Vi parlo che di quelle che amano Venezia. La moglie Alice rimproverà al marito di averla portata a Venezia quando ormai era anziana. E il marito gli dice: pensate cosa dice Claude Monet alla moglie: mi devi scusare, ma non mi sono mai sentito di andare a Venezia perché è troppo bella per essere dipinta da me. Monet è grande come Raffaello, come Tiziano, vedete? E si innamora di Venezia talmente che rimangono 15 giorni a Palazzo Barbaro Curtis. Poi va all'Hotel Britannia, dove lì scoprirà la scuola grande di San Rocco, e avanti, tanto più che Monet definirà Tintoretto il nostro maestro impressionista. Abbiamo anche Sigmund Freud. Sigmund Freud manda una lettera a casa alla moglie e gli dice: non vengo a casa perché mi sono innamorato. La moglie prende il primo treno e va a Venezia. Si era dimenticato di scrivere: mi sono innamorato di Venezia. Vai. E Maciardi, vai. Andiamo avanti. E qui lo so che per la festa della donna, ma non è la festa della donna, è un richiamo, un parlarci assieme. Gabriele D'Annunzio e la Duse. Vedete? Gabriele D'Annunzio e la Duse innamoratissima. Lei abitava a Palazzo Barbarigo e lui abitava qui nel palazzetto di conti tedeschi, dove rimane perché è stato ferito un occhio, e scriverà il Notturno lì. Ma nel frattempo scrive anche Il Fuoco. Qualcuno ha letto Il Fuoco? L'inizio. Allora, se volete conoscere un pezzettino di Venezia, leggete Il Fuoco. Vi consiglio 3 libri su Venezia: Il Fuoco, Le pietre di Venezia di Ruskin e La storia di Venezia del Lane. Vediamo bene come si svolge il fuoco, vedete? Vai. Innanzitutto abbiamo Stelio, che è il D'Annunzio, e Foscarina, che è la Duse. Nel palazzo ducale il nostro Stelio fa un'ovazione a Venezia, vedete? Nel frattempo lei era più anziana, presenta la nostra Foscarina, presenta a D'Annunzio Donatella Arvale, una ragazza molto più giovane, e quindi lei capisce, la nostra Foscarina, che è più giovane e può perderlo, e allora si concede
nei giardini del Palazzo Ducale, che non esistono nei giardini del Palazzo Ducale, però bisogna guardare il libro, vai. Vedete, omaggio alla grandezza di Venezia, vai. Guardate il percorso, partono, passano al Palazzo Grimani, dove poi il libro si svolge in autunno, con i colori, con la stagione che muore, che sta per iniziare a morire. E D'Annunzio può darsi il braccino con i futuristi, con Marinetti, eccetera. Infatti non amava molto Venezia, la considerava proprio una signora decadente, eccetera. Ci fa vedere il fondaco di Turchi, una meschita, una moschea abbandonata. Guardate come hanno ridotto i palazzi del Canal Grande, di Savoia, gli austriaci e Napoleone. Vedete, oggi è così il fondaco di Turchi. E quindi vanno al fondaco di Turchi, poi ritornano e il D'Annunzio dice una cosa, che prendono il canale che sta vicino al ponte di Rialto. Non esistono canali. Ora, esistevano al tempo di D'Annunzio, questo è il canaletto del tempo dopo. Questo si chiama Rio Fondamenta del Buso, quello lì, vedete? È molto simpatici. Perché qualcuno dice, ma come siamo a Rio Fondamenta del Buso? Allora, c'erano 11.000 cortigiane, le quali vengono allontanate da Venezia, ma quando capiscono che queste veneziane, queste cortigiane, facevano il 740, pagavano le tasse, eccetera, l'erario ne sente il bisogno. Quindi le richiamano. Ma, diciamo, la Presidente dice, sì, noi ritorniamo, però in pompa magna. Tornano in pompa magna, c'è tutta Venezia, e vogliono anche una via dedicata del Buso. Che anno siamo qua? 1600, 1580, eccetera. Voglio, vedete, anche la via. Vedete? Vai, andiamo avanti, quindi vanno ai Gallerie dell'Accademia. La nostra Foscarina vede la veccia del Torbido, troverete nel fuoco. Più tardi è stata attribuita a Giorgione, vedete, col tempo. Quindi lei si mette in concorrenza con Donatella Orvale, che ha 20 anni meno di lei, e quindi ne soffre. Vai, escono, vanno in pratica a Villa Barbarigo, a Villa La Malcontenta, a Barbarigo, e poi vanno a Stra. Vai, però prima passano dall'isola dei morti, l'isola San Michele, vai, e poi dal manicomio maschile, vai, e dal manicomio femminile di San Clemente, vai, e quindi nella villa di Stra ritrova un'immagine della vecchia del Giorgion o del Zorzon. Lei si perde nel labirinto, siamo da tutti qua nel labirinto, da tutti qua nel labirinto del Stra, e capisce appunto che non può rimanere assieme a un uomo che ha 20 anni di meno, vai, e quindi gli viene la malinconia e lascia il nostro D'Annunzio. È veramente bello il fuoco, è un libro che vi consiglio, vai. Vedete, abbiamo qui una grande donna, Maria Cipriani, la quale è vicina al nostro Cipriani, la grande donna Maria, e anzi Cipriani per ogni cosa si affiderà a questa lavandaia, che è veronese. Cipriani, Giuseppe, è veronese, di Verona, anzi diceva di essere il ragazzo di pasticceria meno attendibile, perché lui lavorava in centro a Verona, e siccome era talmente bravo Giuseppe, e i pasticceri dicevano, Giuseppe, se ti viene a mite 12 piedi in più, pronti, si è capace, andava là. Maria, per dirvi la grandezza di questa donna, lui gli chiede a Maria, 1928, che questo signore, Aris Pinkering, gli chiede, Giuseppe, hai 10.000 lire da imprestarmi? Nel 28. E Giuseppe va dalla moglie e gli dice, dagli, ti porterà fortuna. Vedete, ascoltare appunto la Maria.
però non si fa vedere, non torna più, eccetera. Torna nel 32, Giuseppe lavora al Monaco, entra, Cipriani rimane, ci potrebbe fare una lezione, io ho un libro su Cipriani, è bellissimo, ci sono degli aneddoti stupendi. Entra e dice: Giuseppe, prendi 50.000 lire, e apre l'Aris Bar. Si chiama Aris Bar perché l'ha dedicato a Aris Pickering. Ecco perché si chiama Aris Bar. Poi aprirà a Torcello. Tutti i ristoranti e gli hotel di Venezia inviteranno la regina d'Inghilterra gratis. Maria, la che dice a Giuseppe: ma ci si crede ad essere che lì, se la viene qua la paga anche lei. La regina d'Inghilterra, che oltre una regina una signora, va da loro perché da lì si paga. Vedete l'intelligenza di Maria? Ha detto: andiamo lì perché lì paghiamo. Non solo, passano tantissime. Non è un signore, dice Maria. Basta. Quando convia tanti discorsi. Non è un signore. Vedete? Vai. E questi sono bellissimi. Vedete, questo scriverà Al di là del fiume e degli alberi, Ernest Hemingway, e questo è Giuseppe Cipriani, il quale tiene ad aggiungere una cosa: questi bicchieri, tutti suoi, il quale, ma ci sarebbe da ridere, vi conto un aneddoto molto bello di una contessa, andava per quattro e ogni sera si faceva dare 4 bottiglie d'Amarone da Cipriani, si richiudeva a chiudere, a scrivere di là del fiume degli alberi. 4 bottiglie d'Amarone, mica un mezzo, cascavo non nel canale grande, finivo nel canale Camussoni. Senza rosto, appunto d'Amarone. Le conto questo. Allora, c'era una contessa, per dire gli uomini quanto che a volte gli tonti, c'era una contessa che non pagava mai il nostro Cipriani, e dice un signore non chiedeva mai soldi in mezzo alla gente, mai, assolutamente. Un signore, se ha fatto quel che ha fatto, ci mancherebbe. E allora questa contessa Hemingway si era innamorato e a lei piaceva il caviale. E allora Hemingway andava da Giuseppe, gli diceva: procurami 1.000 lire, 2.000 lire di caviale. E Giuseppe gli dava il caviale a Hemingway, lo regalava alla contessa e la contessa lo rivendeva a Cipriani. Questa lì sta qua fino a domani. Vai, andiamo avanti. E Fernanda Pivano, altra signora che amava Venezia, e poi sappiamo chi è Fernanda Pivano, anzi l'amo molto a Fernanda Pivano, qui a Venezia assieme a Ernest Hemingway. Vai, andiamo avanti. E che dire di questa Peggy Guggenheim, vedete, figlia, suo papà è morto nella tragedia del Titanic. Siamo ai Guggenheim, la quale aveva un caratteraccio, vai, ma si rapportava con i surrealisti. Guardate che al Guggenheim ci sono dipinti di Pollock, ci sono dipinti di Magritte, di Ernest, che è stato anche il marito. È una donna veramente con le palle questa, eh? Perché abbiamo tutte quest'opere al Guggenheim? Perché lei voleva ritornare a Londra assieme ai suoi 40 cagnolini, e invece gli inglesi hanno detto no, i 40 cagnolini devono andare in quarantena, no, perché i 40 sono stati 39 le stesse, e lei rimane e ci dà una fortuna. Se noi entriamo, ci sono 2 dipinti che solo con quei 2 dipinti lì hanno messo sulla mostra a Palazzo Strozzi su Pollock, hanno un valore di 500 milioni di euro. Quei 2 dipinti lì, 1.000 miliardi delle vecchie lire. Questo è Pollock, questo è il Guggenheim. Vai. E questa meravigliosa ragazza, vedete, Tina Merlin, anche lei amava Venezia, lavora a Venezia, lavora alla redazione dell'Unità. Lei, questa ragazza, quando scriverà il libro nel 1963 di una strage annunciata, nessuno
la farà pubblicare, neanche l'Unità. Tutti erano concordi di boicottare Tina Merlin. Nessuno. Per 20 anni. Questa ragazza, signori, è un eroe. Questa ha combattuto contro tutto, contro tutti. E lei, partigiana, a 16 anni sui monti del Bellunese, guardate che a 16 anni non si deve avere paura solo dei tedeschi. A 16 anni si ha paura di tutto. E lei, quando dirà ai giornalisti, il monte Toc, si chiama Toc, perché le marzo fa Toc, e quando succederà la disgrazia, lei non ci ricamerà sopra, dirà solo che questo non deve più succedere. Vai? Altro personaggio che io amo moltissimo, Franca Ongaro Basaglia, altra donna veneziana meravigliosa, Franco Basaglia. Sapete che coraggio che ha avuto questo? Questo ha avuto un coraggio enorme. Questa donna gli è rimasta a fianco per sempre. Quando lui muore nel 1980, lei diventa, 2 anni dopo, diventa indipendente di sinistra al Senato e lotterà tantissimo proprio per suo marito. Suo marito diceva che alle università si classificavano gli schizofrenici, i depressi e i matti. Vi voglio ricordare che, quando ho detto prima, che la donna aveva perso tutti i diritti, l'uomo, se diceva memoria mata, mettila in manicomio, che bastava la testimonianza non del prete, del sacrestano. La donna non contava più nulla. Adesso mi viene da ridere tanta gente che dice, ma memoria la depressione e la tutto. No, se la depressione vuol dire che la niente. Vedete, con la depressione venivano messi in manicomio. Se voi andate a San Clemente, a parte che vi verrà la pelle d'oca così, ci sono le grate al primo piano, perché si ammazzavano al primo piano le donne. Quelle corti lì, quando mi viene da ridere quando sento dire ma una volta stava bene, ma una volta stava bene cosa? Che la donna la veniva violentata al vecchio e accompagna bene e guai ci parlava. Guarda che questa è la realtà, signori, realtà cruda, ma è la verità. La donna non aveva nessuna parola. Se parlava finiva in manicomio, non poteva fare testimonianza su qualsiasi cosa. Guardate che questo farà liberare un ragazzo che è rimasto 15 anni legato, veniva dalle foibe. I dottori hanno detto, veniva dalle foibe, le matano lì. Non solo, ma quando lui è a Gorizia, guarda che la sua signora era fermata nella vita, lavorava per Corrierino di Piccoli. Allora Corrierino di Piccoli, ricordo mio papà quando me lo comprava, mi faceva una gioia. Allora lei lavorava con Ugo Prato, era fermatissima Franca Ongaro Basaglia, non solo sempre vicina a lui, ma quando lui farà, vi consiglio un bel libro, C'era una volta Città di Matti, è duro ma la realtà bisogna proprio viverla. Lui in pratica tira via la rete che divideva il manicomio sapete che nei manicomi finivano anche i ragazzi handicappati, i ragazzi down. Signori, nella nostra Italia civilissima c'è differenza tra quel camion con la cameretta a gas inclusa che Hitler faceva passare per i villaggi, prendeva gli handicappati e li faceva morire? C'è tanta differenza, vedete? E quindi quando lui fa togliere la rete e le ragazze e i ragazzi si incontrano, cosa normale che una donna rimane incinta, apriti cielo, la curia di Gorizia lo attacca. Sapete cosa risponde? Lui prende il telefono, chiama la curia, gli dice: dove eravate quando i dottori e gli infermieri violentavano le belle ammalate e poi le costringevano all'aborto? Allora, vi rendete conto cosa ha fatto questo assieme a Franca? Non solo, io mi ricordo, ero ragazzino, ci avevano insegnato a detestarlo questo, ce lo ricordiamo tutti quelli che sono della mia età, quello che ha messo in giro i matti,
Vi ricordate, vero, cosa ha messo in giro? Delle persone sfortunate, che grazie a certi interventi, grazie a certi aspetti sociali, hanno ripreso la vita, sono continuati nella vita. Ho chiuso qui i manicomi, che grazie alla legge Pisanelli sono state messe tantissime donne all'interno. Vai. Egre Trincanato, vedete, Venezia Minore, grandissima Egre Trincanato. C'è un architetto a Cerè che si chiama Bonuzzi, che sono stato assieme con lui 2 sabato fa, abbiamo fatto una festa in una casa antica a Venezia, chi altri barava e faceva quel che voleva, mi lasciò contatto questo architetto con Bonuzzi, non so se qualcuno lo conosce, lei signora conosce Bonuzzi, e sono stati lì, non che se ne mo contami, e me l'ha contami, perché quando si trovano quelle persone lì, più si tace e meglio è. Era la sua insegnante. Quando l'architettura erano in 30, in una camera, al buio, adesso sono 300, 400, Egre Trincanato, vedete, grandissima donna, ha girato il mondo questa. Scrive Venezia Minore, vai. Guardate com'era ridotta Venezia, questa è la zona dei miracoli, altra zona bellissima di Venezia che non va mai nessuno, perché quando arriva va tutti in San Marco, ciappa la cuore e viene oltre. Guardate, scuola grande della Misericordia, San Sovino, scuola vecchia della Misericordia, chiesa del Valverde, questo è il Casin di Spiriti, vedete? Questa è la Venezia che non c'è mai nessuno. Io mi ricordo, un bellissimo ricordo lì, signori, ho portato una prima media di Castagnaro, 50 ragazzini, con tutti con zaino, non hanno lasciato una briciola, a parte chi è bene a sé, perché le mamme gli è preoccupati, mora le fame. Gli aveva 10 panini a testa, 8 Coca-Cola, eccetera. A un certo punto arriviamo in treno, era anche le maestre naturalmente, dopo 5 minuti che scappa ad andare in bagno. A Venezia. Allora, un attimo, visto che mi ingegno, perché vedo una scuola media che dico che sono i pressi delle scuole Castagnaro con i bottiglie che scappano. Veglio fuori che era un ciccio, Vito siete bei ancora, Vito. Che era uno che aveva 9 panini. 9 panini. Mia mamma, quando mi mandava in colonia, ti mangi quanto rivi. Vai. Eccola qui. Scrive anche un libro bellissimo sui campanili di Venezia, avete Santa Maria Fornovo, Santo Stefano, ci sono tutti quelli che purtroppo sono rimasti. Beh, questo è il più bello, questo è il campanile di San Pietro Castello di Mauro Codussi, l'architetto Mauro Codussi, vai. E ancora Egre Trincanato riscopre un grande pittore, Lorenzo Lotto, questa annunciazione di Recanati, vedete, riscopre un pittore che è stato abbandonato. Perché è stato abbandonato? Perché il Tiziano, dove era mia farina del Farosti, farà scomparire il Pordenone. Il Lotto dovrà scappare da Venezia, vedete. Poi mi viene da ridere perché dice il Tiziano ha trovato il Veronese e lo ha abbracciato, e credo che venne a caro anche lui. Vedete, perché noi altri pensiamo che questi pittori siano delle persone così, no, arrivano alla partita IVA anche loro. Tiziano faceva tanto nero, perché il 7:40 pensava che fosse 20 minuti di 8, per capire. Quindi è lei che riscopre il Lotto, vedete? Vai. E che dire di questa meravigliosa Elena Bassi? Elena Bassi, che scriverà un bellissimo libro, che sono fortunato che ce l'ho, perché è un mio amico di Bovolone, qualcuno lo conoscerà, Remo Scola Gagliardi, sono stato proprio la settimana scorsa a prendermi dei libri del Tiepolo, ha un libro proprio di Elena Bassi, è introvabile, sono l'unico che mi presta i libri, quello posso dire perché è impossibile. E ora mi presta il libro di Elena Bassi e che dico, Remo lo tengo un'ora, 2 ore, guarda che non ve l'ha nessuno i Gigi. Sono scappato, ho fatto tutte le fotocopie, che se lo sa mi compra il cabesso. Pensa che lui è ama talmente i libri, lo stai di che lo mangi, lo conosci.
che lui non fa lo scanner, fa la foto, se sa che mica giri... Vabbè, ma mi vuole bene, mi vuole bene. L'ultima volta mi dice sempre, perché lui aveva la casa a Venezia, mi invitava, aveva un palazzo a Venezia, adesso naturalmente per l'età non ci va più, e lui è sempre commosso e mi dice: trattami bene Venezia, perché te sai quanto che te l'ho insegnato. Questo mi fa un grande piacere. Santa Maria della Salute, Capesolo e Carezzonico. Elena Bassi dice una frase bellissima, che dice tutto della storia di Venezia. Dice: Venezia nasce adulta. Perché dice questo? Perché se noi guardiamo ancora quella famigerata televisione, ci fanno vedere i veneziani come se fossero dei seminoles, con tutto rispetto ai seminoles, che non conoscono niente. Ma come non conoscono niente? Ma Venezia, signore, viene fondata da noi, che eravamo, i nostri antenati, la 10ª regione dell'impero romano. Quindi conoscevamo la medicina, la letteratura, Ovidio, Cicerone, Virgilio e l'architettura. Venezia nasce adulta, è una bellissima frase, vai. Guardate, questa invece è Gaulenti, anche lei è innamorata di Venezia, è l'architetto della Gare d'Orsay, l'interno, e farà l'interno di Palazzo Grassi prendendo lo spunto dalle ville del Palladio. Come il Palladio richiama all'interno delle ville la natura, lei all'interno del Palazzo Grassi richiamerà quello che c'è intorno a Venezia, appunto il Canal Grande e tanti ripetitivi di questa città disordinata. Ma non disordinata vuol mia dire onta, disordinata, perché Venezia è tutta asimmetrica. Abbiamo un palazzo gotico con le finestre rinascimentali, sotto bizantine, eccetera. Non è ordinata come Firenze, Palazzo Strozzi e Palazzo Strozzi, e buonanotte suonatori, Palazzo Tornabuoni, Palazzo Tornabuoni, vedete? Quindi c'è un'architettura completamente diversa, lei la porta all'interno, vai. Nello Carla Rosselli con la madre Armenia. Lei in pratica è cugina di Moravia, è cugina della moglie di Enrico Fermi. I 2 figli gli verranno uccisi dai fascisti nel 1937 in Francia. Vedete? Una grande madre e una grande donna, Amelia Pinkerley. Ma voglio chiudere in maniera un po' ludica. Vai? Eccolo qui. Shakespeare, se volete conoscere veramente le donne di Venezia, guardate il Mercante di Venezia o leggete il Mercante di Venezia. Shakespeare conosceva benissimo le... E sì, a volte mi chiedo, Shakespeare come fa a conoscere bene la mentalità di veronesi, quando lui scrive per la prima volta Giulietta Romeo, scrive Romeo e la figlia del corsaro nero, perché pensava che Verona fosse sul mare. Eppure conosce veramente il carattere delle veneziane. Porzia, se la vedete nel film, è una donna veneziana, la quale lotta per il suo amato, Antonio, vedete, si camuffa da avvocato, riesce a farla liberare, l'amato, sulle leggi di Venezia, in cui un ebreo, Shylock, chiama in giudizio il patrizio veneto. Trovatemi un posto al mondo dove un ebreo chiama in giudizio un cittadino di Venezia. Dov'è che perde però il nostro Shylock? Nel chiedere un pezzo vicino al cuore al patrizio veneto, quindi intentando la vita a un cittadino di Venezia. Un ebreo però chiama in giudizio un patrizio, e Porzia ci fa vedere proprio la donna veneziana. A volte sento la donna, bisogna che la piasa, che la tasa, che la stai in casa. Mi pare che le veneziane le piasea. Taser, neanche per sogno, e in casa manco che manca. Grazie a Dio. Se mi qualche curiosità, qualche domanda, mi dica signora. Allora, hai conosciuto Emilio Vedova? So chi è, non l'ho conosciuto di persona.
Ho un bellissimo libro, non so se lo conosci, Sì, è stato il mio professore. Allora, conosci Emilio Vedova alla Scuola Grande di San Rocco? No. È bellissimo perché Emilio Vedova della Scuola Grande di San Rocco ogni dipinto del Tintoretto, dalla crocifissione alla presentazione del Tempio, eccetera, lo riporta nel suo stile. Però ascoltami, perché voi Emilio Vedova ti fa mille complimenti. Com'era di carattere? Com'era? Guarda, un personaggio straordinario, Straordinario. ce l'ho nel cuore perché è stato un professore meraviglioso. Non ho avuto il piacere non di conoscerlo, ma neanche mai di vederlo, però mi tengo stretto quel libro lì, proprio alla Scuola Grande di San Rocco, è bellissimo. Mi ha dato tanto. È ovvio. Perché è tanto una personalità stupenda. Emilio Vedova. Basta, hai detto tutto. Te l'ho detto tutto. Qualche domanda? Boh, se vede Esther che è un istituto... Scusa, una stupidaggine. Torno al discorso delle cortigiane, 11.000 cortigiane. Per restare in mente? Ma no, lo sappiamo, no. Ma è vero, cioè, Allora. fondamento la faccenda, no aspetta, che poi avevano ordine di presentarsi ai balconi a seno nudo per Basta, gli che uomini qualche non due altra domanda. No, aspetta, perché gli uomini non diventassero omosessuali. Allora, ascoltemi un attimo che rispondemo alla Elena. Allora. Fondamento questo. No, ti dito ridendo una verità. L'omosessualità esisteva, le donne si mettevano sui davanzali con il seno fuori. Poi sul discorso dei 11.000 cortigiani, tu devi pensare che allora Venezia era la città più popolosa d'Europa dopo Napoli e Parigi, perché Napoli aveva 250.000 abitanti, Parigi ne aveva 200.000 e Venezia ne aveva 180.000. Non solo, devo considerare una cosa, a parte che mi sembrano tante anche a me, non solo, ma di quei 200.000 abitanti, 100.000 venivano da altre parti, non erano residenti a Venezia, venivano lì, Commerci, gente che girava. abitavano in fondaci, perché? Molto importante questo concetto. Il fondaco di Turchi, i turchi non potevano girare per Venezia come volevano loro. La sera dovevano rientrare al fondaco e sottostare alle leggi veneziane. Loro avevano la moschea, avevano tutto là all'interno, ma fuori dovevano seguire le leggi. Perché guardate che i veneziani aspettano mica le leggi, sapete. Quando sento parlare della canaglia di Napoleone, però ha fatto il diritto civile, perché voi dite che a Venezia le leggi non esistevano, c'era il Tribunale della Ragione, non solo, ma un quinto del diritto civile sono leggi francesi. E perché noi non veniamo da Cicerone, non veniamo dalle magistrature romane. E poi, signori, cosa interessa ai contadini di Vangalizza o di San Pietro che morirono di fame grazie a Napoleone del diritto civile? Io fare la battuta che diceva Totò, io ho carta bianca, e cosa Totò cosa hai risposto? Esatto, col diritto civile di Napoleone. Ma prima qualcuno che difende Napoleone, qua non ho cato mia mai. No, ma non ho cato in nessuna parte. Qualche altra domanda? Boh. Quando si va a Venezia allora? Ecco che l'altra. Perché ragione, Elena? 2 aprile. 2 aprile. Sì, 2 è un aprile. sabato. Adesso in base anche Però alle Elena, che è un discorso, istituzioni- dite, sai che a me non piace mia usare violenza, ma agli uffizi ti riscià che ti ligo la colonna agli uffizi. A Venezia ti sai che l'acqua lì era. Non se l'ho mai vista giù però. Sì, te che ragione. Ti sei te trovo in giro, ma sei una persona piacevolissima. Allora. No, Elena mi è anche simpatica, anche perché se mi permetto di scherzare così è perché abbiamo una confidenza.
ci mancherebbe, altrimenti non scherzerei, non lascerei perdere. A posto? Bene, allora faremo una locandina assieme a Allora, il 2 Esther. aprile, adesso magari anche stasera, se c'è qualcuno già interessato, sì, in modo anche da avere il numero di telefono da sentirsi, dopo in base anche, se riusciamo a fare un pullman da 50, senza problemi, altrimenti andiamo via in treno. Guarda che la stazione qua. Sì. Con 40, adesso dico io il suo numero da poter noleggiare un pullman soprattutto. No, ho fatto i conti che un pullman costa meno di 50 biglietti in data e ritorno. Era Cristina. Comunque ecco, voglio aggiungere. Cosa È meglio Cristina? il treno, Cristina. Sì, Sì, quello è vero. questo anche. È vero. Allora voglio aggiungere una cosa. Essendo sabato mattina magari non ci sono studenti, insomma riusciamo anche a trovare. Sì, sabato mattina è più Voglio facile. aggiungere una cosa, scusate se ogni tanto scherzo, ma queste non sono... No, sì, perché deve essere una cosa anche se no- informale, non è una Poi vi questione- ringrazio, vengo volentieri perché mi chiama Esther, Grazie con la quale, invece io con la quale ho lavorato benissimo quando lei era responsabile della cultura e io rettore, e quindi ho è stato un ottimo rapporto, vero? un Collaborazione. ottimo rapporto. Sì, Grazie mille. Gigi, grazie mille a te. Quante belle robe. Anche aneddoti, è vero che si fanno anche... Bene che mi riusciti a dare. È la verità.